È il Gonfalone, dunque buongiorno e ben ritrovati in diretta, questa diretta reti unificate su Rete Veneta e Antena 3 perché oggi comunque la pensiate o vogliate si fa la storia, l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana dopo circa 20 anni dalle prime idee di questo progetto. Oggi tra un'ora di fatto avverrà l'apertura ufficiale, ma la cerimonia inizia tra circa 20 minuti e dunque il primo tratto della Pedemontana vedrà l'inizio proprio in questa giornata. Lo seguiremo in diretta, adesso vedo anche collegato Angelo Cimarosti insieme ad Alessandro Costacurta. Io vi ricordo di che cosa si tratta, l'abbiamo percorsa e mostrata ai nostri telespettatori più e più volte in questi mesi nella grande attesa che potesse avvenire questa inaugurazione. Ecco, grazie ad Andrea Basso, questo è il tracciato, ve lo ricordo, oggi c'è una piccola primissima parte di circa 7,2 chilometri nella zona di Breganze e precisamente l'interconnessione tra l'A31 Valdastico Nord con Breganze, come dicevamo, e si tratterà poi a opera ultimata, termine del 2020, di 94 chilometri di tracciato tra Vicenza, Montecchio Maggiore per arrivare poi a Spresiano, la parte nord di Treviso, ed è un asse fondamentale. Quante volte lo abbiamo detto in questi anni, quanti piccoli passi di questa lingua di asfalto abbiamo seguito, perché è fondamentale per il tessuto economico del nord-est della nostra regione, di queste due province e non solo, in particolar modo lì dove insistono migliaia e migliaia di imprese che hanno bisogno di essere collegate molto più rapidamente. Allora, lo vedo collegato sotto un sole cocente. Ciao Angelo, buona giornata, ma è sparito appena ho detto che fa caldo. Aspettiamo allora qualche istante. Oggi e tra poco li seguiremo in diretta perché forse ricorderete l'annuncio è stato dato quasi così all'improvviso dopo il voto delle europee di 8 giorni fa, quando Matteo Salvini dai tetti del suo ministero ha annunciato durante una sua diretta Facebook per commentare il dopovoto e rilanciare le intenzioni di questo governo dopo il tagliando, definiamolo così, che oggi sarebbe stato in Veneto per inaugurare il primo tratto della Pedemontana. Matteo Salvini, vice premier, che sarà insieme a Luca Zaia tra poco. Allora Angelo, ora ti vediamo, voi avete tra l'altro percorso più volte, ma lo avete fatto anche pochi minuti fa, giusto, questo nuovo tratto? Sì, l'abbiamo appena percorso, questo tratto avanti e indietro. Questo è il casello, quello che vedete dietro di noi, quindi finalmente questo è il benedetto casello che è stato informatizzato in maniera diciamo così complessa per poter riuscire a metterlo assieme agli altri caselli e quindi sincronizzarli. Dietro però, intanto, mentre Alessandro Costa Curta ci sta seguendo, vedete i mezzi della polizia subito dietro alla strada ferrata, perché fino a pochi istanti fa ci sono stati dei lanci di fumogeni, di petardi, di protesta da parte di un gruppo, potrei stimarlo io in 30-40 persone, però erano molto lontani perché tenuti a debita distanza dalla polizia, per disturbare, per far sentire la contrarietà a questa grande opera e a questa diciamo lunga serie di cantieri che si sono aperti. Ciò nonostante, questo è quello che stiamo vedendo, è in effetti il primo tratto pronto della Pedemontana Veneta. Come sapete non è certamente risolutivo da questo punto di vista per il traffico questo tratto, che grosso modo è poco più di 5 km, 6 km, ma ha un forte valore simbolico, Ferdinando, perché diciamo è una carta politica sulle grandi opere che
il ministro e vice premier Salvini mette assieme naturalmente al governatore del Veneto Luca Zaia. È per dire: noi ci siamo, quando ci sono le opere le apriamo, le facciamo, addirittura in questo caso è aperto prima di quello che sia stato stabilito dal capitolato d'impresa, che vedrebbe la fine dei lavori per la fine del 2020, però era pronto, sembrava, diciamo così, non opportuno non aprirlo e far vedere un'opera finita, benché ancora di una manciata di chilometri, e non utilizzata, una sorta di spreco, visto che è un'opera fortemente impattante, inutile negarlo, perché è di grande impatto, sono 2 corsie per parte con un largo spartitraffico. Pensate che su oltre 90 km, 94 km in totale, il 65% dell'opera è in trincea, proprio per evitare almeno la maggior parte di impatto dal punto di vista paesaggistico, attraversa molti fiumi e questo, compreso il Brenta, quasi 500 metri di mezzo chilometro di ponte per attraversarlo, quindi questa è una situazione estremamente complessa dal punto di vista dei cantieri, per non ricordare naturalmente la lunga serie degli espropri. Angelo, ti chiedo solo qualche istante, nel senso che è molto importante anche quello che tu stai ricordando adesso, ci darà il sentimento un po' di quello che si vive lì tra Trentuno e Breganze, quindi con l'inaugurazione tra poco sentiremo Salvini e Luca Zaia che saranno sul posto, lo ricordo ancora una volta. C'è la polemica del ministro Costa dei giorni scorsi, quindi le famose discariche, no, di cui abbiamo parlato, la retromarcia poi del ministro Costa, tra poco lo ricordiamo e ascolteremo anche Zaia, la furia di Zaia dei giorni scorsi. Volevo chiederti però una cosa: che impressione, se sei riuscito già a sentire le forze dell'ordine, ma credo sia complicato, cioè si tratta di una manifestazione secondo te di protesta per questa grande opera, lo ricordo il più grande cantiere che in questo momento abbiamo in Italia? Che mi parlavi di forze dell'ordine, qui vedo... O è una protesta per Salvini, ecco, questo volevo capire. Scusami, io sto proprio perdendo l'audio ibridato, se ho capito bene cosa mi stai chiedendo, se è stato blindato dal punto di vista delle forze dell'ordine. Sì, ci sono numerose forze dell'ordine sia sul piazzale, le vediamo, sia nelle zone attorno, per evitare che dalle campagne, appunto come hanno tentato in realtà di fare poco fa, venissero delle sorprese. Ma è una protesta per Salvini o la Pedemontana? Purtroppo ti sento male. Niente, allora il primo dato è che funzionano male i telefonini sulla nuova Pedemontana, ma si sistemerà. No, per capire se è una protesta nei confronti del vice premier Salvini o per l'opera in sé, ecco, questo ci domandavamo, ma non so se riesci a intuirlo, diciamo, da questi primi minuti. Ecco, no, tu mi stavi chiedendo quello. Allora, devo dirti che l'efficienza delle forze dell'ordine ha fatto sì che fossero almeno a 800 metri di distanza e per quanto possa essere dotato di occhiali che si sono scuriti, non sono riuscito a vedere gli striscioni cosa scrivevano, troppo lontani. Questo, diciamo, va applauso delle forze dell'ordine che hanno tenuto un perimetro molto stretto, ma naturalmente non per la cronaca che ti posso fare io. Non so se Ferdinando Garavello, guardando le immagini che è qui con noi, può mostrarci se effettivamente cosa era scritto nei cartelli e a chi fosse esattamente indirizzata la protesta. Certo. Lo facciamo un controllo. Guarda, possiamo fare vedere che c'è Ferdinando Garavello di fianco a noi, che ha appena seguito soprattutto quella parte, e quindi nel giro di qualche minuto possiamo riuscire a dirti con precisione cosa c'era scritto nei cartelli. Allora, io farei così, adesso se tu riuscissi già a intercettare qualcuno, non so se ci sia l'assessore Elisa De Berti sul posto, sono l'assessore regionale infrastrutture. Io farei un passo indietro mentre aspettiamo Luca Zaia e Matteo Salvini che stanno arrivando sul posto. Ecco, vedete, Angelo cerca l'assessore De Berti. Sulla strada Pedemontana Veneta, e vi facciamo vedere il gazebo che è stato costruito. Perfetto. E dove ci sarà tutto. Della sicurezza al di sopra di tutto. Insieme a 3 centri che studiano i progetti e ne controllano gli effetti. Questo è il video che stanno mostrando, come vedete, a quanti parteciperanno all'inaugurazione. Per migliorare il lavoro di tutti.
perché qui, in una terra più vicina e più unita, migliori la vita. Perfetto. Angelo, allora rivediamo Luca Zaia, aspettiamo solo qualche istante, teniamo queste immagini in diretta dal tendone dove ci sarà l'inaugurazione tra un quarto d'ora, se rispetta la scaletta di marcia. Il governatore Luca Zaia insieme al vice premier Matteo Salvini appunto per inaugurare il primo tratto della Pedemontana, e seguiremo in diretta, in questa diretta a reti unificate Antena 3 e Rete Veneta. Facciamo un passo indietro, ti chiedo Andrea, quando c'è quello sfogo nei giorni scorsi di Luca Zaia, arrabbiato perché il ministro dell'ambiente Sergio Costa condivide un video dei meetup, cioè dell'organizzazione dal basso del Movimento 5 Stelle della zona appunto di Vicenza, che racconta di come ci siano queste discariche abusive, e a quel punto il ministro dice basta, noi invieremo segnalazione e anche i carabinieri sul posto, e quindi l'incubo ancora una volta è che anche questa infrastruttura che sta andando avanti nel nostro paese, ricordo il cantiere più grande che ci sia ora in Italia, possa bloccarsi. Vediamo lo sfogo di Luca Zaia. Abbiamo coinvolto l'ANAC, l'autorità anticorruzione, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato che ha fatto anche dei pareri. Davanti a tutto questo abbiamo le US, l'ARPA che fa le analisi. Il ministro la fa, dichiara il ministro Costa che il meetup, voi sapete cosa è il meetup, cioè i somministanti di Grillini, non so che papi ha, gli manda un video e lui cosa che fa? Manda la procura e manda i carabinieri, cioè blocchiamo la Pedemontana, quando bastava alzare il telefono e gli davamo le analisi, le davamo tutto, perché comunque è tutto sotto la luce del sole, ma di fatto è sotto la luce del sole, se non piove cos'è la luce del sole, no? Allora, se dobbiamo avere a che fare con gente che vede ladri dappertutto e malaffare dappertutto, questo paese è destinato all'oblio e alla paralisi. Non c'è un comune che ha votato contro e il ministro ci manda la procura e i carabinieri come se fossimo dei delinquenti. Cioè, l'unica fortuna che ha è che quando gli diranno che è tutto a posto non c'è poi la controdenuncia, ti tocca stare lì e dire boh, grazie, adesso andiamo avanti. Cioè, in questo paese purtroppo le cose, se vogliamo sbloccarle, bisogna fare in altra maniera. E io dico che è scandaloso, ve lo dico da ex ministro, che i rapporti tra le istituzioni vengano gestiti con le procure e ovviamente no, i giudici fanno il loro mestiere e lo fanno bene secondo me, ma è scandaloso che nel momento in cui tu puoi chiedere carte, sai che ARPA è autorità di pubblica giudiziaria che fa le analisi, fa tutto, le puoi chiedere e poi decidi se vuoi mandare ulteriori controlli. Allora io dico al ministro Costa, visto che è così bravo, visto che è così bravo e gli interessa tanto l'ambiente, gli chiedo che domani mattina, è una sfida ufficiale, anzi oggi va in, come ha fatto Luca Zaia, va nel suo ministero, perde 5 minuti, guardami bene, 5 minuti, va in ufficio, prende, firma un bel decreto e mette il limite dei FAS a 0 in tutte le acque italiane, come ha fatto il Veneto. Intanto, a proposito di altri temi, vi diamo una notizia che siccome ieri abbiamo seguito in diretta con Nicola Zanetti, i nostri colleghi, l'incidente della nave a Venezia che ha sconvolto ovviamente non solo la nostra regione ma il mondo intero, è stato convocato a Roma il Presidente dell'autorità portuale Musolino d'urgenza da Toninelli, che ieri avevamo sentito il Ministro proprio in diretta. Allora, non so se possiamo tornare da Angelo, intanto vi ricordo insomma, che si tratta di un territorio che ha nel proprio tessuto lungo questa Pedemontana Veneta 120.000 imprese con 466.000 addetti, di fatto il 13% di questa regione, della manifattura di questa regione, che durante la realizzazione dell'opera, quindi proprio in questi mesi, il PIL cresce e crescerà dell'1,5 il PIL della nostra regione. Vedo che è arrivato il governatore Luca Zaia, Angelo, no? Dalle immagini sono in diretta.
Sì, il governatore Luca Zaia è qua, ci ha fatto cenno o no per quanto riguarda la diretta, vuole aspettare l'arrivo di Salvini, vorrebbero fare le dichiarazioni poi in pullman mentre vanno a proprio vedere il cantiere, subito dopo questa che vedete è la presentazione ufficiale, quindi questo è appunto il momento in cui è arrivato il governatore, stiamo appunto aspettando l'arrivo del ministro dell'interno Salvini. Mi stavi chiedendo prima cosa ci fosse scritto nei cartelli, erano cartelli possiamo dire di protesta generica, 25 anni di Lega, 25 anni di inquinamento, 25 anni contro l'ambiente, questo era il tono quindi contro la pedemontana, diciamo, certo. Sì, diciamo sulla politica ambientale in generale del governo regionale e insomma era la protesta che era stata ampiamente annunciata, rumorosa, tenuta come abbiamo detto prima a distanza. Noi siamo, come vedete, siamo proprio qui che attendiamo l'inizio. È previsto puntuale l'arrivo di Salvini? Presentazione. Io direi di sì in questo momento. Però eri incerto. Dovrebbe arrivare puntuale. Dovrebbe arrivare puntuale, quindi contiamo alle 11 di vedere proprio l'inizio della cerimonia. Allora intanto riconosciamo ovviamente, a parte il governatore Luca Zaia vicino a te, l'ha detto stampa il portavoce Carlo Parmeggiani, c'è l'assessore alle infrastrutture della Regione Veneto Elisa De Berti. Vi ricordo quindi tra circa 10 minuti inizia questa cerimonia per l'inaugurazione del primo tratto della pedemontana veneta tra la 31 Valdastico, l'interconnessione, e Breganze, che già più volte abbiamo mostrato ai nostri servizi, che ha percorso pochi istanti fa anche la nostra troupe, che Angelo Cimarosti calpestava davanti alle nostre telecamere. Ci sarà, insieme a Salvini e Zaia, ci saranno il direttore della struttura Elisabetta Pellegrini, il commissario Marco Corsini, ci sarà il presidente della Superstrada Pedemontana Veneta Domenico Dogliani, il presidente degli industriali del Veneto Zoppas, che nei giorni scorsi proprio con il presidente nazionale di Confindustria Boccia era arrivato qui in Veneto per commentare anche la tanto attesa apertura di questa infrastruttura. Angelo, fai sapere, ti prego, da Alessandro Costa che siete sempre in diretta con le immagini, quindi noi vediamo tutto. L'europarlamentare, il neo europarlamentare della Lega, Gian Antonio D'Arè. Vai Angelo. Eccoci in diretta. Allora, abbiamo appena visto la protesta, c'era scritto 25 anni di Lega, 25 anni contro l'ambiente, contro il territorio. Ecco, qual è la vostra risposta, visto che lei, diciamo, da 25 anni sicuramente conosce bene quello che è stato invece il vostro lavoro sul territorio? Ma sono 25 anni di proteste, io invece dico 25 anni di inaugurazioni, di strade, di viabilità, di grandi opere, che è quello che vuole il Veneto, che vuole la nostra industria, quello che vuole, diciamo, il nostro elettorato. Non è certo con le proteste che si portano avanti le cose, i problemi ci sono, vanno risolti ma soprattutto affrontati. Questa inaugurazione è importantissima per la nostra industria, per il grande nord-est, e quindi... Ecco, c'è da dire che questo chiederemo naturalmente direttamente al Ministro, ma si tratta di un sasso dalla scarpa che si toglie il Ministro in tema di infrastrutture, di dare una scossa alle grandi opere, come d'altronde per il governatore Zaia. Ma noi siamo per le grandi opere, il Ministro magari ha qualche idea, ha un'idea diversa, parliamo del Ministro delle infrastrutture, noi vogliamo queste cose, il Veneto lo chiede, le industrie venete lo chiedono, quindi queste cose sono irrinunciabili. Ecco, sia Costa sia Toninelli hanno rappresentato un momento di strappo politico anche con quelli che sono i desiderata della Regione Veneto. Ma Toninelli, che appunto ho appena così parlato un attimo fa, è quello che, diciamo, sembra sicuramente inadatto o inadeguato per fare il ministro. Un ministro delle infrastrutture deve fare le infrastrutture, nasce per questo, è stato messo là per questo, non certo per ostacolare. Ecco, diciamo che
Lei lo vedrebbe bene cadere la testa di Toninelli dal punto di vista, diciamo così, di un segnale di cambiamento del governo più verso quelle che sono le direzioni volute dalla Lega? Ma non sono io che decido queste cose, c'è un Matteo Salvini che sa ben dirigere. Ma il suo personale pensiero? Il mio pensiero personale, per quello che ho visto, mi è sembrato piuttosto un ministro, diciamo, inadeguato per questo ruolo importantissimo, che non è un ruolo per il Veneto, è un ruolo per l'Italia. Tanto ringraziamo per questo intervento, possiamo dire che continuiamo a rimanere in diretta, come vedi stanno arrivando alla spicciolata, è molto difficile far capire che siamo in effetti a portare questa inaugurazione in diretta ai nostri telespettatori perché in parte perché c'è concitazione per la grande attesa di questa molto sentita, posso dire, rispetto a quelle che sono altre inaugurazioni, proprio perché dicevamo, Ferdinando, il significato è tecnico ma è anche indubbiamente politico. Per quanto riguarda invece completamento dell'opera, tutto quello che c'è da fare, ricordiamo che l'opera sarà completa tra circa 1 anno e mezzo, questi sono i tempi, assicurano di riuscire a mantenerli questi tempi, ma sono tempi estremamente complicati perché i cantieri, tutti quelli che vivono la fascia pedemontana giorno dopo giorno, sono costantemente in movimento, costantemente al lavoro, ma sono enormi e in effetti, lo ricorda sempre il governatore Zaia, si tratta del grande cantiere di opera pubblica. Angelo, mentre continuiamo a vedere Luca Zaia, credo che si stia, ecco, è uscito, lascia il tendone, forse perché va ad accogliere l'arrivo di Matteo Salvini. Vedevo già riferito sui monitor, sotto pancia pronti, il senatore Matteo Salvini, il presidente Luca Zaia. Ecco, Alessandro Costa segue Angelo, che segue Luca Zaia, che attende Salvini, insomma in questa catena. Anche noi, esattamente. Allora, solo qualche istante, scusami Angelo, io volevo capire, quindi di fatto adesso sotto il tendone si terrà questa cerimonia con la presentazione del progetto, con l'annuncio di quanto fatto, quanto sarà ancora da fare, mentre continuiamo a vedere Luca Zaia, quindi dopo, se abbiamo capito bene, i presenti, la stampa, ovviamente le autorità, tutte a bordo di un pullman per percorrere questo primo tratto? Sì. Avete capito bene, diciamo che ce ne stanno un po' facendo vedere un po' per volta le idee per questa inaugurazione. Posso dirvi, qui c'è la presentazione, Ferdinando, del lavoro, la presentazione, ma l'inaugurazione non avviene qui io non vedo nastri. In poche parole, e dove non c'è nastro, come tu mi insegni, non c'è inaugurazione, quindi l'inaugurazione può essere quello si fa presto, dai. Adesso vediamo. Si fa presto, si tira un nastro e si taglia, però qui sotto il tendone c'è la presentazione e i discorsi che vengono fatti dal presidente Zaia e dal vice premier Matteo Salvini. Intanto ricordo una cosa, Angelo, che tra l'altro è estremamente interessante le grandi opere. Il neo europarlamentare Gian Antonio Re, che tu hai intervistato poco fa, era stato veramente chiaro, di fatto di Toninelli lo ha ribadito anche ai tuoi microfoni, ma ha 3 ministri nel mirino in particolar modo, che sono il ministro delle infrastrutture Toninelli, cui imputa il blocco dei cantieri di fatto nel nostro paese, il ministro Costa, che nei giorni scorsi, il ministro dell'ambiente, si è scagliato contro la Pedemontana, ha posto poi fare Pedemontana Veneta un passo indietro, e il ministro per il Sud Barbara Lezzi, che in realtà poi sul progetto dell'autonomia è stata più accondiscendente, ma è comunque nel mirino di Gian Antonio Re e diciamo per sua rappresentanza di un po' tutta la Lega, soprattutto di questo territorio. Vedo molta più gente adesso rispetto a prima, qualcuno passa davanti alla telecamera. Sì.
Sì, sì, ma nella norma se no non sarebbe realtà. Non è un set, ma è semplicemente, come vedete, è il piazzale del famoso casello che viene attivato oggi. Alle ore 12 in teoria sarà attivato, io magari ho qualche dubbio che si riesca a farlo puntuale per poter fare il primo passaggio. Ricordiamo che se posso anche uno dei problemi che nasce con la risoluzione di un problema, ovvero con l'apertura del primo tratto, è che si metterà la superstrada veneta in questo primo tratto nel territorio comunale di Breganze, però purtroppo ancora non sono pronte le opere accessorie, ovvero la cosiddetta complanare, quindi si teme che nei prossimi giorni possa esserci un imbuto di traffico proprio dove si va a immettere, insomma si sposta il problema un po' più in là. Angelo, dietro di te vedo un po' di movimento, ma dietro di te a colloquiare poi con alcuni agenti di polizia c'era una donna con una chioma bionda, non è il ministro Erika Stefani, giusto? Non è prevista? Intanto Zaia ti guarda con sospetto, ma non è il ministro Erika Stefani, giusto? No, allora io da qua non la vedo la Stefani. Ah, ok, c'è una signora, poteva sembrare il ministro Stefani, ma insomma non è annunciata, quindi immaginiamo... Questa signora... Eccoci qua, sì, no, allora... Col vestito rosso. Andiamo a vedere perché tu hai l'occhio molto più... Sì, esattamente. Buongiorno. Avevo ragione, no. Siamo in diretta con Rete Veneta, possiamo fare due parole con lei? Possiamo fare due parole? Aspettiamo, va bene, siamo qui proprio in attesa di Salvini. Non vogliamo carpire niente di sbagliato. Prego Angelo, vai. Allora, è un momento estremamente importante, diciamo così, per quanto riguarda quello che ha un segnale politico sulle grandi infrastrutture, questa inaugurazione, al di là del tratto che sia breve o meno. Cosa ne pensa? È un'opera che è partita moltissimi anni fa, ha avuto un percorso anche tribolato e si è riusciti alla fine a indirizzarlo sul corretto binario. Mi dispiace, le infrastrutture, per chi ovviamente ha delle rilievi diversi, all'inizio ovviamente i cantieri sono delle ferite sul territorio, ma oggi noi viviamo delle comunicazioni, delle infrastrutture, perché se si vuole avere turismo, impresa, ma anche solo divertimento, comunicazione, abbiamo bisogno di queste infrastrutture. Occorre affrontarle, occorre portarle a termine, occorre rendersi conto che il futuro è anche questo. Ecco, questo naturalmente è innegabile che vada in parallelo come un segnale per l'autonomia, per quello che può fare la possibilità di una macchina autonomista funzionante sul territorio. Ma io penso che comunque questa è un'opera che è diversa da tutto quello che è l'ambito delle richieste di autonomia. L'autonomia è ovviamente un grandissimo percorso, un percorso eccezionale, un percorso che può portare veramente a un cambio di regime in questo Paese, in un'ottica diversa dei rapporti fra le regioni e lo Stato centrale, in un'ottica di valorizzazione del territorio, di responsabilizzazione dello stesso. È un percorso anche questo articolato, abbiamo un dibattito, un confronto con il Movimento 5 Stelle che si è fermato ancora qualche mese fa. Io continuo ogni volta a chiedere che venga riaperto, perché io non amo che vengano fatte magari discussioni giornalistiche al di fuori di quelli che sono gli ambiti nei quali invece si deve costruire un progetto. Quello non ci sta bene. Se ci sono delle proposte, delle controproposte, nessuno è nato Dio, nessuno ha il verbo in mano, nessuno ha scritto il Vangelo e la Bibbia, io non sono sicuramente una di queste. Ho sempre accettato il confronto, il dibattito, purché ci sia. Ecco, quando legge sui giornali invece la questione di ministri di cui sarebbe stata chiesta la testa dal punto di vista della Lega, li giudica solamente inferenze giornalistiche o sente l'esigenza di un chiarimento a livello di governo?
Io credo che il governo, una volta che si rispettano i patti, c'è un contratto di governo che deve essere rispettato, ci sono ancora molte parti che devono essere anche eseguite, uno fra queste è l'autonomia, pacta sunt servanda, basta solo lavorare bene. Io penso che noi abbiamo lavorato bene, basta che tutti noi lavoriamo bene e si può benissimo proseguire su un percorso. Se non si vuole invece rispettare oppure non si vuole, se hanno idee diverse, basta che lo si dica. Ecco, questo indipendentemente dalle teste che possono o non possono cadere. Chiaro, abbiamo un po' spinto, ma era giusto così. Allora, il discorso è che adesso ti lascio perché ovviamente c'è la ramanzina, allora perché comunque ci siamo accorti in diretta che il ministro era lì e ovviamente ora vedo che anche altri colleghi della stampa ti hanno seguito. Angelo, sta arrivando Salvini? Siccome sono girato, naturalmente, quando tu vedi persone alle mie spalle me lo dici e io mi catapulto immediatamente. Perché non sei dotato di specchietto retrovisore nonostante tu sia sulla pedemontana? No. Però suppongo, ecco, vedete lì c'è con le forze dell'ordine il governatore Zaia, ci hanno spostato, quindi io suppongo che puntuale, perché diciamo per essere una parte istituzionale, stia per arrivare appunto il vice. Quindi arriva dal casello, sarà il primo a pagare. Dobbiamo controllare. Sì, sicuramente, a meno che non abbia già il Telepass e comunque si paga, sta funzionante il Telepass e comunque si paga, certo. 90 centesimi, lo sai, questo è il primo tratto della pedemontana veneta, avrà un costo di 90 centesimi per chi appunto, perché ribadiamo, questo non è gratis. Sono 7 chilometri. Dove va Zaia andiamo anche noi, è molto semplice. Sì, 7 km andate e ritorno però. Ah, ecco, vedi, 3,5 quindi. Ecco qua. Ecco, qui vediamo appunto la vestizione, c'è Roberto Ciambetti, immagino, vedo? Di qualcosa. Presidente del Consiglio regionale Veneto Roberto Ciambetti, si stanno avvicinando anche i colleghi della stampa, vediamo se Ciambetti ci dice qualcosa, che non è il signore col cappello, ecco, sì, è l'altro. Prendiamo il volo, immediatamente siamo in diretta, Rete Veneta, Antenna 3, per quanto riguarda, suppongo stia arrivando il Ministro, vero? Ha notizie su voi? Sta arrivando. Ha appunto il percorso stradale normale da fare, quindi arriva col... Quindi c'è traffico col percorso stradale normale. E sarà bello vedere, anzi vi consiglierei, andate a vedere il semaforo di Due Ville cos'è oggi e cosa sarà nei prossimi giorni, perché questo renderà il traffico, darà un ordine al traffico che adesso non c'è, specialmente i mezzi pesanti che utilizzano il casello di Due Ville verranno sicuramente indirizzati su questa strada, quindi sgraveranno la viabilità ordinaria dal traffico che adesso è improprio per quelle strade. Ecco, lo dico a tutti a costo di ripetermi, però naturalmente questi chilometri, che sono pochi, hanno però un fortissimo significato politico. Voi insistete sulle grandi opere? Assolutamente sì, e senza ombra di dubbio, però appunto non è solo un significato politico, proprio sarà un riordino della viabilità che in questo momento utilizza strade improprie per il volume di traffico che c'è, e questo sarà il primo di tante inaugurazioni che faremo nei prossimi mesi, perché appunto il cantiere verrà aperto di volta in volta in base alla progressione dei cantieri, quindi una roba che vedremo spesso nei prossimi mesi. Quindi la prossima inaugurazione? La prossima inaugurazione si sente già di dire come e quando. Questo è Ferdinando Avarino da studio che lo sta chiedendo, quindi bisogna misura, ma non è oltre misura. Saranno cose che nei prossimi mesi appunto arriveranno in base all'andamento. No, però un po' di coraggio. Quando è la prossima apertura, indipendentemente da quando, ma quale? Ti faccio no, si andrà via in progressione, quindi si aprirà da Braganza a Marostica e via dicendo. Ma il problema, ad esempio, con un mese di maggio quale abbiamo avuto, i cantieri hanno avuto fermo, certo. Assolutamente, quindi è una cosa che appunto chi conosce un po' i cantieri sa che la data esatta non possiamo mai individuare. Sta arrivando il Ministro. Spostiamo il Presidente, perché? Grazie a Roberto Ciambetti, ha ragione. Supponiamo che stia arrivando, sì, perché grazie intanto al Presidente del Consiglio regionale. Noi sempre... Pronto? Sì, vai Angelo, sei sempre in diretta, noi ti seguiamo. Dillo anche ad Alessandro, ti prego, che ci fa ballare un pochino
se in questa condizione un po' scomoda, quindi Alessandro, non è facile nemmeno per lui. E quindi Alessandro Costacurta si deve trasformare in un cavalletto umano e povero, lo sappiamo, sappiamo, umano e continuare a seguirci. Beh, io mi metto al casello e vado a chiedere i soldi a Salvini intanto. Mi sembra un'ottima idea. Vediamo se... Sicuramente l'apprezzeranno gli uomini delle forze dell'ordine. Adesso vediamo, perché giustamente c'è un cordone di protezione anche attorno al ministro. Ci liberiamo tutti a destra, da qui deve essere libero, non dovete stare qua. Noi chiaramente rinculiamo un pochino, ma poi ci fermiamo qua. Allora nel frattempo andiamo sul prato, siamo sempre naturalmente in diretta e tendiamo ad avvicinarci di più. Prato, ci riusciamo a piano italiano. Allora qui vediamo i piedi, diciamo, di chi attende. Ti prego, ecco, grazie Alessandro. Una condizione complicata, immaginate, con più di 30 gradi sull'asfalto, quindi insomma non facile questo collegamento, ma grazie davvero ad Angelo Cimarosti e Alessandro Costacurta. C'è anche Garavello che si aggira in quella zona. Luca Zaia è pronto, lo vedete, sta aspettando l'arrivo del vice premier. Si toglie la giacca, quindi evidentemente il caldo anche per il governatore Luca Zaia, di solito sempre elegantissimo, ma in questa condizione non è semplice. Ma è l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana. Riconosciamo anche l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato a pochi passi da Luca Zaia, proprio lì dove sta per arrivare il vice premier Matteo Salvini, in una giornata, ve lo diciamo intanto, tesissima, perché comunque dopo le dichiarazioni di Roberto Fico nella giornata di ieri, festa del 2 giugno della Repubblica, e con una festa dedicata anche a migranti e rom, come detto da Fico, è una nuova dichiarazione che si abbatte, definiamolo così, sul governo ormai a trazione leghista, e quindi immaginerete quale effetto. C'è un vertice, deve parlare oggi il premier Conte. Avete sentito anche una ministra, Erika Stefani, che nonostante l'accordo, diciamo, di rilasciare dichiarazioni dopo l'inaugurazione, siamo riusciti con l'attività di stalking di Angelo Cimarosti a capire qualcosa, ma non è quello che ha detto, secondo me, e non solo, diciamo, la parte importante, ma l'umore che ci sembrava di interpretare nel volto del ministro veneto Erika Stefani, perché come potete immaginare è una giornata di forte tensione. Non voglio fare il premier di un governo in agonia, ha detto fino ad adesso, nelle ultime ore, il premier Conte, quindi staremo a vedere che cosa succede. Ma sta arrivando Matteo Salvini. Angelo, che cosa si muove lì? Allora, ci sentiamo ansimare. Dicendo che si sta muovendo qualcosa, ma non si muove, ahimè, nulla, però sta arrivando, anche ce l'hanno confermato adesso le forze dell'ordine, quindi è semplicemente viabilità ordinaria, quindi per quanto tu possa avere scorta e lampeggiante, la viabilità ordinaria non la si bypassa così, fendendola come un coltello nel burro. Hai ragione su quello che hai detto per quanto riguarda la ministra Stefani. Diciamo, ci ha risposto per educazione, perché eravamo in diretta, che è un grosso, diciamo, è una grossa forzatura per chi si trova con il microfono in mano. Fossimo non stati in diretta non ci avrebbe risposto, non aveva decisamente voglia, ha utilizzato tutto quello che poteva, ma come avete visto ci siamo trovati poi nel dover appunto interromperci, perché ci ha proprio fisicamente chiesto di fermarci, non aveva voglia decisamente di andare oltre con le dichiarazioni in un momento di forte tensione per quanto riguarda il governo. Sì, e appunto adesso anche Ciambetti ci ha detto giustamente di andare a controllare il semaforo di Dueville. Sarebbe interessante capire il prima e dopo, l'effetto di questa prima inaugurazione, il primo tratto, e non siamo riusciti a strappare, però è un dato interessante, perché ormai dobbiamo già pensare al domani, Angelo, capire quando magari si potrà inaugurare un altro pezzo di questa Pedemontana Veneta, che al termine del 2020 dovrebbe essere ultimata.
chi altro riusciamo a riconoscere, questi sono tutti cronisti. Siamo in diretta, anche se forse non siamo inquadrati, però c'è Nicola Fico, siamo in diretta con appunto Rete Veneta Antenna 3 per questa inaugurazione. Volevo chiedere a Finco se ci sa dire qual è il prossimo tratto che sarà inaugurato, conoscendo molto bene questo territorio. Beh, ovviamente noi ci auguriamo il tratto fino a Bassano del Grappa, insomma, quindi penso che questa sia la successiva tappa delle prossime inaugurazioni. Sicuramente percorrendo i primi chilometri ho potuto constatare che questa è un'opera infrastrutturale che era fortemente necessaria per tutto il nostro territorio, uno dei territori più forti da un punto di vista produttivo ed economico, però che era isolato da un punto di vista infrastrutturale, quindi quando le opere sono fatte e fatte bene, ben vengano. Ecco, in Regione come viene colta questa inaugurazione, che sappiamo di un'opera che ha visto tanta fatica sul terreno, tanti intoppi, una forzatura anche volerla, se vogliamo, inaugurare, perché c'è la parte simbolica dell'inaugurazione politica che è ancora più importante di quella diciamo stradale, anche se Ciambetti ci ha detto no, è molto importante, c'è il semaforo di 2 ville eccetera eccetera, ma io credo che abbia più un significato Angelo, politico. è arrivato Salvini, inquadrato nelle immagini Alessandro Costacurta con l'auto del Ministero, la prima a calcare di fatto l'asfalto della Pedemontana Veneto. La vediamo con i saluti alle autorità, ovviamente Luca Zaia è il primo ad accoglierlo, e adesso Matteo Salvini, il vice premier, è lì per dare inizio alla cerimonia di inaugurazione del primo tratto della superstrada pedemontana. Vai Angelo. Sì, adesso vedete salutando uno a uno diciamo, gli assessori regionali che sono presenti, nonché che stanno chiedendo la photo opportunity, quella che si chiama così, cioè i fotografi vogliono immediatamente la foto. Che non è un selfie, quindi. Lo seguiamo. No, nessun selfie, ma si stanno ritirando, come vedete, nella struttura delle autostrade. Davanti? Scusate. Fermo. Vertice? Ci sarà un prevertice? Sì, è sicuramente un prevertice e naturalmente, come potete vedere, con le hostess entrano, ma la stampa viene tenuta fuori dalle forze dell'ordine, che come potete vedere hanno fatto cordone. E quindi questo, diciamo, è l'incontro, insomma, probabilmente per affinare le ultime dichiarazioni, perché come dicevi tu Ferdinando, la delicatezza della giornata politica è Ecco Roberto Marcato, vediamo se siamo in diretta, l'attività di stalking può funzionare. Con Ferdinando Avarino in studio e bloccando tutto, anche grazie alla mole di Marcato. Giornata importante. Adesso cosa vi siete detti subito con Salvini? Solo saluti o qualcosina? Un brevissimo saluto, ovviamente, per noi è una giornata storica questa, perché la Regione Veneto si dimostra ancora una volta la Regione del fare. Qualcuno ha in mente di creare lavoro, di creare sviluppo attraverso le chiacchiere, e noi lo creiamo attraverso le infrastrutture, attraverso l'impegno. Ecco, Ponti, mentre noi ci spostiamo così lasciamo defluire, vediamo, io poi casomai vengo con lei direttamente col Ministro sul tavolo se non mi tirano giù. Allora, il discorso qui è che avete voluto dare un forte segnale con questa inaugurazione. Ma sì, ma perché questa è un'infrastruttura che serve, cioè non so come spiegarlo, ma questa è una infrastruttura che serve al nostro sviluppo, alla nostra economia, alle nostre aziende, alle nostre imprese, serve. Qualcuno si divertiva a fare video su cose inesistenti, mi auguro che i 5 Stelle oggi non siano in spiaggia a fare video per dimostrare che non c'è l'inaugurazione, insomma, perché è vera, oggi l'inaugurazione c'è e siamo qua per questo. Non c'è nessun 5 Stelle? Diciamo non c'è nessun 5 Stelle, no, ha visto 5 colleghi dei 5 Stelle, lei personalmente no, diciamo. Non li ho visti. Allora devo dire che non li ho visti neanche io, siamo in due. La facciamo lo stesso l'inaugurazione, non è problema.
Anche lei è dell'idea di tagliare qualche testa di ministro, se dovesse suggerirlo a Salvini? Avete qua il segretario del partito che è anche vice premier, chiedete a lui. Se mi porta adesso dentro al vertice glielo vado a chiedere direttamente. Tornano giù tutti adesso, fra poco tornano giù tutti. Bene, grazie intanto a Marcato che abbiamo visto sfilare molti, ecco, finalmente qualcuno se l'è presa con te. Struttura. Allora, abbiamo visto sfilare molti consiglieri regionali della Libera, anche Barison che ha appena lasciato Fratelli d'Italia, tra l'altro, e sarebbe impredicato, cioè, di raggiungere una possibile lista Zaia, dicono, ma chissà. Direttamente con Salvini, questa è la macchina di Salvini. Bene. Abbiamo naturalmente molte fasce tricolori, ma andiamo a prendere posizione perché arriva il ministro, quindi ci mettiamo in posizione per potervi raccontare. Ecco, vedete, proprio sta arrivando tutte le persone che erano dentro si stanno muovendo per raggiungere la tensostruttura che avete visto più volte nelle nostre immagini. Noi adesso vi faremo vedere in diretta quelli che sono le dichiarazioni del Ministro e del Presidente della Regione. E poi naturalmente Bottacin, ho visto Bottacin con loro. L'assessore Bottacin insieme ai Vigili del Fuoco. Insieme a 3 centri che studiano i progetti. Giustamente bisogna raggiungere l'interno, dove ormai si sono accomodati in tantissimi ospiti e autorità per seguire l'evento, ovviamente questo in attesa dello spostamento di Salvini. Qui ci sono circa 250 persone sotto il tendone per quanto riguarda i posti a sedere. Ecco, Angelo, trovate un posto strategico secondo me, perché ora sarà più complicato. Vedete, questo signore ce l'ha ancora con te, no? Andiamo a sistemare. Adesso noi ci andiamo a sistemare nella... Sì, secondo me spostatevi all'interno anche per avere un posto strategico, dicevamo, in modo da seguire l'intervento in diretta di Luca Zaia, del vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Abbiamo visto e scoperto in diretta la presenza di un altro ministro, ed è Erika Stefani. Quindi sul posto, togliamo pure le immagini, Andrea, tanto i piedi, ecco, così non seguiamo gli spostamenti tecnici in questa condizione complicata per Angelo Cimarosti e Alessandro Costacurta. Adesso ci posizioniamo, avete sentito dichiarazioni importanti, e arrivare a due dati politici, uno quello che raccontavamo poco fa, un po' della tensione del ministro Stefani in queste giornate caldissime per il prosieguo del governo, e l'assenza del Movimento 5 Stelle, insomma un po' ce lo aspettavamo ovviamente. Questa mattina abbiamo chiesto anche conferma, ve lo possiamo dire, al capo del Movimento 5 Stelle in Veneto, Jacopo Berti, consigliere regionale, che più volte ha contestato non l'utilità dell'opera in sé, ma in termini di costi e benefici, ecco, visto l'analisi costi-benefici, visto che va di moda. Ovviamente Berti oggi non è lì, non è all'interconnessione tra Trentuno Valdastico Nord e Breganze, dove si stanno per inaugurare questi primi 7 chilometri che giustamente vanno ripiegati, come dice Angelo Cimarosti, 3,5, e abbiamo vissuto quasi in diretta quella timida protesta con lancio di fumogeni e petardi da parte di circa una trentina di manifestanti nei confronti contro quest'opera che oggi si va a inaugurare nel suo primo tratto. Vediamo se abbiamo le immagini. Andre, ci puoi far vedere qualcosa? Dove sono arrivati? Eccolo qua, vai Angelo. Una diretta. Sì, ci alziamo un attimo. Pronto, mi senti? Vai. Riesci a vedermi?
Ecco, come vedete qui dietro c'è una fila di sindaci con fasce tricolori, ne ha intervisto uno, lei è il sindaco di Montecchio Precalcino. Ecco, vi arriva questa opera sul territorio, insiste diciamo sul territorio, vi ha naturalmente causato non pochi disagi ma è anche estremamente importante. Ecco, per un sindaco del territorio cosa significa e cosa ha significato anche questa serie di cantieri? Beh, i cantieri a Montecchio Precalcino non hanno dato tanto fastidio. L'opera è importante perché sicuramente per la viabilità del mio territorio, dove insiste il casello dove siamo qua adesso, sarà utile per lo sgravio dell'attuale traffico che passa per le nostre strade per raggiungere il casello di Due Ville, quindi siamo assolutamente contenti insomma. Allora vado da un'altra sua collega, la signora sindaco invece di Vicentino. Ecco, anche a lei chiedo quanto ha inciso i cantieri, i disagi attorno ai cantieri e quanto invece sperate da questa opera. Beh, la speranza è quella di sicuramente veicolare il traffico in un modo più veloce. Occupazione di cantiere, alcuni momenti in cui è stato veramente difficile passare, altri è andata bene. Allora chiedo chi è vicino, chi è il sindaco? Brogliano. Ecco, le chiedo la stessa cosa, mi metto qua tra le fasce tricolori, ma no, rimanga qua con noi perché siamo in diretta, quindi va bene così. Senza elezione. Per quanto riguarda lei, stessa domanda, quanto hanno inciso i cantieri e quanto invece sperate sia il ritorno sul vostro territorio? Beh, hanno inciso parecchio perché pur se il casello viene ubicato in territorio di Cornedo Vicentino è ubicato nell'uscita del mio paese. E abbiamo sofferto parecchio soprattutto la creazione della rotatoria che è stata chiesta da tanto tempo, ultimamente è stata realizzata e adesso quello che ci manca sono delle opere che vanno a fare l'innesto in pedemontana. Ecco, vorrei continuare a chiedere anche al collega, buongiorno, sindaco di Castelgomberto. Ecco, voi avete proprio un casello, diciamo. Quindi anche lì l'arrivo del casello cosa significa per il vostro territorio ma anche cosa ha significato in termini dei tanti lavori? Sicuramente il casello sarà un punto strategico per tutta la vallata a livello di imprenditoria e quindi siamo ben contenti di averlo lì, sicuramente ha portato qualche disagio e credo che le popolazioni hanno sopportato un sacrificio ma speriamo nel futuro che questo sacrificio venga ripagato. Grazie molte, insomma possiamo dire Ferdinando che ammettono più o meno tutti di aver avuto in misura diversa disagi ma anche che le speranze sono molto superiori a quelle che sono stati i disagi diciamo quotidiani dei lunghi cantieri che lo ricordiamo sono indubbiamente sono stati molto impattanti dal punto di vista diciamo dei lavori. Ero il sindaco di Montebelluna, allora tra l'altro ho già visto Angelo appunto gli assessori Pan e Bottaccin, agricoltura e protezione civile, eccolo qui inquadrato adesso mentre parla con Roberto Marcato, non riusciamo a intuire quali discorsi stiano affrontando. Il posto riservato al prefetto e chiedo all'assessore se appena per educazione lo lascio finire di parlare e poi provo a inserirmi. Sì, siamo in diretta e per quello che mi sono permesso di interromperla. Anche da lei voglio chiedere qual è il giudizio, diciamo così, più che tecnico politico di questa apertura. Ma è un'opera assolutamente fondamentale, necessaria per il Veneto, l'aspettiamo, tutti i veneti l'aspettano da un sacco di tempo, oggi si apre il primo pezzo, l'apertura totale è prevista fra meno di 2 anni, quindi entro il 2020 e pertanto io credo che sia un momento epocale, un grandissimo risultato per i veneti, penso alle attività produttive, penso ai cittadini che devono spostarsi e quindi la riduzione del tempo oggi come oggi vale tantissimo, per cui questo è il primo passo di una grandissima opera, ricordiamo che è la più grande opera pubblica in corso in questo momento in Italia, quindi un risultato assolutamente positivo. Lei pensa che sia una carta politica anche che viene giocata sul tavolo del governo?
Ma guardi, io non entro nel merito delle questioni che riguardano il governo nazionale perché rimango nell'ambito regionale. Per noi è stata una grande sfida, l'abbiamo presa in carico a inizio del 2017 e ovviamente un'opera importante che presentava una serie di criticità. L'abbiamo accompagnata fino ad oggi e oggi si cominciano a vedere i primi risultati. La ringrazio ora si è accomodata la parlamentare sindaco Angela Colmellere al fianco di Bottacin, sposi da meno un anno credo, vado a ricordare, appunto la moglie di Bottacin. Alessandro, ti chiederei se ci senti di evitare i piedi, non importa, ti prego, in queste condizioni complicate, ma portiamo pazienza ovviamente perché è difficile, immaginerete, in condizioni di questo tipo muoversi anche con l'attrezzatura, insomma, per garantirvi tutta questa diretta, quindi portiamo pazienza. Allora, previsto per le 11, già comunque sono passati più di 25 minuti, 26 in questo momento, quindi chi sperava di cominciare a utilizzare dalle 12 dovrà attendere qualche minuto in più. L'assessore. Prima ha avuto un po' di difficoltà nel risponderci perché siamo entrati immediatamente in questioni di governo molto delicate la giornata di oggi. Sì, penso che avendo oggi una giornata di festa come questa dove si apre un'opera strategica, la più grande opera in Italia e sicuramente il più grande investimento nel nostro Veneto, non possiamo fare altro che festeggiare e comunque dire ai nostri anche amici del governo e qui l'Erika Stefani, adesso noi ci aspettiamo oltre alle grandi opere che l'autonomia, e quindi con l'autonomia è la grande battaglia di tutti noi. Ecco, diciamo, quando ho legato la grande opera all'autonomia, il ministro Stefani mi ha detto no, sono due cose che non sono collegate tra di loro. Lei lo pensa che non siano collegate tra di loro, grande opera e autonomia? Io penso che le grandi opere siano strategiche perché i nostri imprenditori e soprattutto veneti si aspettano da questo governo che siano sbloccate non solo le grandi opere come questa, ma anche la TAV, anche tutte le altre opere accessorie alla viabilità, ma non solo, alle infrastrutture. Penso ad esempio alla ferrovia di collegamento con l'aeroporto Marco Polo, per dirne una, ma dall'altro canto se noi veneti fossimo autonomi probabilmente queste opere ce le faremo da soli. Intanto ringrazio, avete visto anche questo. Angelo, una considerazione, sì. Mentre è complicatissimo muoversi, allora ti chiederei, cerchiamo una posizione perché secondo me sta arrivando Matteo Salvini. Diventa particolarmente interessante la durata di questo vertice, prevertice tra Salvini e Zaia, perché comunque, bene, certo, c'è da dire, ricordare, preparare un discorso, un intervento sull'inaugurazione di questo primo tratto della Pedemontana, ma è la prima volta in cui dopo il voto si vedono Salvini e Zaia, almeno che a me risulti, a parte sentirsi magari, ma sapete il ministro non ha WhatsApp, quindi comunque con gli SMS o le telefonate, comincia a essere molto interessante perché a questo punto potrebbe essere un'indicazione anche futura, un'analisi di quello che sta succedendo a Roma, un ruolo europeo. Sapete che queste sono cose su cui si torna spesso a discutere nella fantapolitica, ma perché Zaia potrebbe avere appunto un ruolo da protagonista ulteriormente anche ad altre latitudini, definiamolo così. Ne parleremo con lui questa sera, sarà ospite a Ring. Se sistemiamo l'inquadratura veniamo da te, Angelo, vai, perché comunque dicevo è lungo questo prevertice. Aspetta, ti hanno tagliato la testa, ora peggio, ecco, vai. Sì. In effetti è lungo, siamo oltre 20 minuti che stanno parlando di fatto Zaia e Salvini, e credo che questo sia un dato non da poco, perché non so quello che ci diranno di quello che si sono detti, ma sicuramente si stanno parlando di cose estremamente strategiche sia per la regione Veneto e naturalmente sia per tutte le mosse che vengono fatte nelle prossime ore, perché stiamo parlando di prossime ore per quanto riguarda il governo nazionale legato fortemente con la regione Veneto. Sappiamo che è addirittura d'arrivo
seguivo la discussione in Consiglio dei Ministri anche sul decreto sicurezza, importantissimo. C'è di nuovo sul piatto la questione delle grandi navi, che è un elemento che come sappiamo è stato trattato molto bene dalla nostra rete nelle scorse 24 ore, ma che è sul piatto molto chiaro e va a coinvolgere vari ministri, in questo caso molto spesso dei 5 Stelle, su cui bisognerà appunto avere delle direzioni ben precise, perché la questione grandi navi a Venezia a questo punto è sentita in maniera fortissima dalla popolazione dopo quello che è accaduto 24 ore fa. Sì, livello della temperatura adesso sotto il tendone? Sotto il tendone si sta diciamo così bene, perché l'ombra funziona, c'è anche un po' di vento, quindi siamo in grado di resistere. Come vedete noi siamo posizionati, facciamo vedere esattamente dove c'è il tavolo della Presidenza, quindi siamo in posizione ottimale per raccontarvi, diciamo, le battute di questa inaugurazione. Diciamo, stiamo tutti aspettando che finisca questo vertice di fatto tra Salvini e Zaia, perché questo è il problema. Io mi avvicino perché c'è un problema tecnico al microfono, chiedo scusa, anzi forse è meglio staccare un attimo l'inquadratura. Va bene, allora rientriamo in studio, Angelo, quando siete pronti, perché appunto adesso bisogna puntare correttamente l'obiettivo sul luogo in cui si terrà questa conferenza stampa di presentazione. Con Matteo Salvini e Luca Zaia, l'avete visto, siederanno al tavolo, con loro anche il direttore della struttura Elisabetta Pellegrini, Marco Corsini, il commissario e il presidente della superstrada pedemontana Dogliani, come vi avevamo anticipato, ma abbiamo scoperto anche la presenza del ministro Erika Stefani, vicentina, insomma era facilmente prevedibile, ma comunque questa inaugurazione questa mattina doveva venire 30 minuti fa. Salvini per la verità è arrivato abbastanza puntuale nonostante gli impegni di un vice premier e ministro dell'interno, ma si sta prolungando e secondo me, lo torniamo a dire, diventa un dato politico importante, forse imperscrutabile, ma è importante questo prolungato colloquio proprio con Luca Zaia in questi minuti. Chissà che non arrivi una richiesta da parte di Salvini per un futuro ruolo, discutere già da adesso anche delle regionali 2020, ma questo sicuramente è presto, ma comunque da adesso quello è uno degli altri orizzonti, a meno che appunto la crisi che investe ancora in queste ore il governo non possa portare a scenari differenti. Vediamo allora, non ho riconosciuto gli industriali tra le immagini viste poco fa, forse tranne il presidente Union Camere Veneto Mario Pozza, mi sembrava di averlo intravisto nelle immagini di Alessandro Costacurta. Mentre aspettiamo Salvini, allora va bene Andre, vediamo cosa dicono gli industriali a poche ore dall'inaugurazione di questo primo tratto della pedemontana veneta, che vi ricordo stiamo seguendo in diretta a Reti Unificate su Antena 3 e Rete Veneta. Vincenzo Boccia, presidente degli industriali Confindustria Nazionale, e Matteo Zoppas, la piovesana invece per la presidenza di Treviso. Cosa dicevano di quest'opera a poche ore dall'inaugurazione? Pronto Andrea a interrompere se dovesse cominciare la conferenza stampa. Le infrastrutture sono un fattore di competitività del Paese, sarebbe arrivato il momento in cui sbloccare i cantieri davvero è una grande sfida di tutti, a partire dal governo. A Mogliano Veneto per la presentazione di un progetto condiviso tra Fondazione Il Campiello e Fondazione San Patrignano, presieduta da Letizia Moratti, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia accoglie con favore la notizia dell'inaugurazione lunedì mattina del primo tratto della pedemontana veneta. Beh, importantissimo, le infrastrutture sono una questione nazionale, non locale. Collegano territori a centro e quindi sono la precondizione di una società inclusiva, ma collegano il Paese al mondo. Il nostro Paese ha bisogno di infrastrutture, siamo la seconda manifattura d'Europa, sia per attivare cantieri e quindi costruire operazioni cosiddette anticicliche dell'economia e contribuire alla crescita, e sia appunto per quel concetto di infrastrutture che ho citato prima. Questa è senz'altro una notizia positiva, e dopo tanti anni dove si aspettava che finalmente questo avvenisse, adesso siamo arrivati alla
al famoso taglio del naso, per cui è un bel segnale. Speriamo che sia anche un inizio di cambio di passo per avere non solo infrastrutture ma anche tutte le altre cose che chiediamo con più velocità, perché stiamo perdendo competitività e ricordiamoci che quando si rimane indietro poi non si riesce più facilmente a riprendere. Industriali che guardano con attenzione all'evolversi della situazione politica nazionale dopo il voto, un governo, dice Boccia, che deve chiarirsi al suo interno e ritagliare per l'Italia un posto adeguato in Commissione europea. E poi abbiamo il nodo manovra finanziaria che non è affatto marginale, su cui a nostro avviso ci sono due grandi pregiudiziali da affrontare, uno è il nodo risorse e l'altro è gli effetti sull'economia reale dei provvedimenti che andiamo a definire. O aumentiamo il debito, che è una cosa che non possiamo permetterci, o verrà in qualche modo posta, perché è un calcolo algoritmico, verrà posta una tassa implicita a tutti. Sempre che in autunno non si torni alle urne per le politiche. Se di fatto il governo riesce ad andare avanti e a fare ciò che serve, direi che è cosa auspicabile, ma se questo fosse di fatto impossibile è chiaro che è meglio andare al voto piuttosto che un immobilismo che non possiamo oggi permetterci assolutamente. Per cui insomma io spero ci sia maturità da parte di tutti. Così anche Maria Cristina Piovesana, la Presidente degli Industriali Treviso. Dunque non vedo più le immagini arrivare dalla zona di Breganze della nuova Pedemontana Veneta. Niente, sono ancora tutti in attesa. Facciamo solo un flash, Andre, lo facciamo vedere, perché sono ancora riuniti nel vertice. Chi c'è adesso con Angelo? No. Sei riuscito a intercettare il sindaco di Vicenza? Francesco Rucco, vai. Ecco, sul suo territorio insistono parecchio per quanto riguarda il Vicentino, naturalmente sia i chilometri della Pedemontana sia però quelli che potranno essere i benefici. Stiamo parlando di caselli, di uscite. Ecco, come si contemperano le due cose? Non è stato facile finora. No, non è stato facile, però bisogna capire che questa è un'infrastruttura strategica per il Veneto e per la provincia di Vicenza in particolare. Noi abbiamo un tratto di strada, per esempio arrivare da Vicenza a Bassano ci vogliono almeno 3/4 d'ora. Ci sono con questi passaggi stradali una facilitazione a tutte le infrastrutture e quindi anche alle attività economiche, non solo ai cittadini ma anche alle attività economiche. Sarà una grande crescita strategica per il nostro territorio. Ecco, mezz'ora che stanno parlando Zaia con Salvini. Possiamo definirlo, senza che io le chieda quali sono i contenuti che anche lei evidentemente non conosce adesso, ma possiamo definirlo una sorta di vertice a questo punto. C'è politica là dentro. Sì, c'è politica, io sono sicuro che stiano lavorando per il bene del nostro territorio, questa opera è una dimostrazione, al di là poi delle polemiche che qualcuno fa per questioni di vario genere, però credo che l'obiettivo sia lavorare per il Paese e farlo crescere con questa infrastruttura. Certamente è una fase molto delicata a queste ore anche a livello di governo nazionale. Sì, è una fase delicata, io non entro nelle dinamiche, sono una lista civica della mia città, però credo che ci sia bisogno di risposte al territorio. Noi abbiamo avuto risposte, io almeno a Vicenza, in termini di sicurezza da parte del Ministro Salvini, che è vicino a Vicenza e vicino al Veneto, e quindi credo che tra lui e Luca Zaia da quel vertice può venire sempre fuori qualcosa di molto positivo. Allora, secondo me, ringraziando il sindaco, visto altri due assessori, Manuela Lanzarin che è vicentina e vicino a te, dietro al sindaco adesso Elisa De Berti, assessore alle infrastrutture, non so se riusciamo a intercettarla, ma so di certo come innescare, diciamo, una sua dichiarazione, perché oggi sono assenti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e quelli Jacopo Berti con cui lei ha avuto tanti scontri in questi anni. Non so se riesci a sentire o Elisa De Berti o Manuela Lanzarin. Niente, torniamo sui piedi. Quindi immagino di no. Se Costa Curta ci sente, siamo sempre in onda, come diciamo, da circa un'ora, e quindi le immagini di conseguenza. Angelo, niente dei due assessori? Sì, no, aspetta che... Niente, li sta cercando. Io credo che Elisa De Berti sia uscita dal tendone, poi mi sembrava così dalle immagini di vedere
l'assessore alle infrastrutture della Regione Veneto forse prendere un po' d'aria in attesa dell'arrivo di Salvini. Allora, aspettiamo qualche istante, siccome attendiamo l'arrivo di Salvini, che è insieme a Luca Zaia, ma ormai, dunque, se non ci sbagliamo con i tempi, sono circa 30 minuti, quindi 30 minuti di vertice tra Salvini e Luca Zaia, e quindi comincia ad avere anche un significato molto interessante questo confronto tra il governatore del Veneto e il vicepresidente del Consiglio. Vi facciamo vedere in anteprima, lo abbiamo fatto più volte in questi mesi, il tratto inaugurato oggi in un servizio di Ferdinando Garavello. Finalmente ci siamo. Si vede la luce in fondo al tunnel della strada pedemontana veneta. Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato in diretta Facebook dal tetto del Viminale l'inaugurazione del tratto fra Thiene e Breganze, che si terrà lunedì mattina. E la conferma arriva dal governatore Luca Zaia. Questa è un'infrastruttura voluta dalla stragrande maggioranza dei cittadini, voluta da tutte le amministrazioni comunali, è un'opera che i veneti chiedono e stiamo realizzando. La concluderemo entro 31 dicembre del 2020, ma ovviamente nel frattempo si inizierà ad aprire lotti funzionali, come questo che è il primo lotto. Il tratto che verrà aperto è, per quanto importante, solo un segmento di un'opera molto più vasta. Stiamo parlando di 17 caselli, 94 km e mezzo, 2 miliardi 258 milioni di opere che sono già cantierate e realizzate per oltre il 60%. Ci lavorano quasi 2000 persone su questo cantiere. Tutto è pronto quindi per l'apertura e c'è grande attesa in tutto il Veneto per questo passaggio, anche perché la tempistica dell'annuncio assume l'aspetto di un segnale politico di enorme importanza per il governo giallo-verde. Noi siamo andati a dare un'occhiata all'infrastruttura, sulla quale per ora circolano solo i veicoli degli operatori per le ultime manutenzioni. Stiamo viaggiando sul tratto della pedemontana veneta che verrà inaugurato lunedì. Verrà il vice premier Matteo Salvini, con lui ci sarà il governatore del Veneto Luca Zaia, e questa strada diventerà un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio. Resta comunque in ballo la ricaduta immediata sulla viabilità locale dell'apertura della pedemontana. Manca ancora la complanare di Breganze e c'è il rischio che le ripercussioni per il traffico minore e per la quotidianità dei residenti siano importanti. L'appuntamento per il taglio del nastro è quindi fissato per lunedì a mezzogiorno di fronte al nuovo casello. Quello che vedete alle mie spalle è il casello di connessione fra la A31 Valdastico e la strada pedemontana veneta. Fra pochi giorni questo diventerà uno snodo fondamentale per tutto il territorio. Sì, speriamo non servano altri giorni, perché in teoria mancano 18 minuti all'apertura ufficiale. Eccolo qua, si è seduto Matteo Salvini, quindi può cominciare la conferenza stampa. Avete visto dalle immagini del servizio di Garavello la pioggia delle scorse ore, che di fatto comunque condiziona sempre i cantieri, portando dei ritardi anche notevoli. È stato così nel mese di maggio ovunque in Italia. Adesso splende il sole. Chissà cosa si sono detti Matteo Salvini e Luca Zaia, ma adesso la conferenza stampa può iniziare. Vai Angelo. C'è anche Massimo Bitonci. Adesso ci sarà una breve presentazione e poi c'è Bitonci, mi stavano chiedendo le linee per l'assessore, ma poi appunto è arrivato Salvini. Come avete visto, si sono, prima di accomodarsi sul tavolo della conferenza dove c'è il loro nome, si sono invece prima seduti in platea, il che significa che prima ci sarà, diciamo, la presentazione tecnica in cui verranno raccontate le varie fasi di costruzione della pedemontana, quello che significa l'opera e così via, insomma quello che è il racconto diciamo così del lavoro, quindi non sarà una presentazione veloce, questo è poco ma certo. Teniamo presente che hanno parlato per circa 3/4 d'ora Zaia e sì. Salvini. Sai, è molto importante oggi perché eccoci qua. Le dichiarazioni di Salvini oggi arriveranno dal Veneto, quindi quelle che rilanceranno sul fronte nazionale. Ecco, spieghiamo a questo signore che siamo in diretta, è un servizio pubblico il nostro, ecco, quindi che abbia rispetto, diciamo, del nostro lavoro in condizioni complicate. Il vicepresidente regione Forcolin, lì Massimo Bitonci, che vedete scrivere al telefonino, ed ecco
l'inizio della presentazione della Pedemontana Veneta, l'inaugurazione del primo tratto. Complicato, come vedete, il video con il quale abbiamo iniziato anche questa lunga diretta, la copertina che ora viene mostrato all'intero pubblico, mentre noi continuiamo a vedere i piedi di Alessandro Costacurta nonostante le continue segnalazioni. Ma vabbè, allora vediamo se riusciamo, ecco, bravi, stanno cercando un'altra posizione perché è molto difficile potervi garantire con centinaia e centinaia di persone una corretta inquadratura. Bravissimo Alessandro, a questo punto laggiù in fondo le teste, tra cui quella di Salvini e Luca Zaia, ma mostriamo da qui la diretta della cerimonia in attesa che i due inizino a parlare. Seguito al video ufficiale della Pedemontana Veneta. Ed ora invitiamo con un applauso a salire sul palco il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell'Interno, senatore Matteo Salvini. Fate attenzione perché da adesso è molto probabile che Matteo Salvini faccia dei riferimenti importanti e pesanti anche al governo, quindi al tema infrastrutture e un'opinione sul prosieguo di questo governo. Ancora una volta, ecco Luca Zaia chiamato ufficialmente al tavolo. Adesso io non so se Alessandro riuscirà in un miracolo nel riuscire a spostarsi ancora più vicino. Il presidente della concessionaria, dottor Domenico Dogliani. Invitiamo il presidente della concessionaria, dottor Domenico Dogliani, a prendere la parola. Buongiorno a tutti e benvenuti. Signor Ministro dell'Interno, signor Presidente della Regione Veneto, autorità, signore e signori, oggi è una giornata felice. Dopo infinite peripezie burocratiche, grazie al lavoro di centinaia di lavoratori e tecnici, grazie all'impegno delle amministrazioni, degli enti finanziatori e delle strutture regionali, la superstrada Pedemontana Veneta è lieta di mettere a disposizione della comunità la sua prima tratta funzionale. Da oggi automobilisti ed autotrasportatori possono utilizzare questo primo tratto
di quell'arteria stradale che potrà far cambiare la vita al cuore produttivo del Veneto. Una infrastruttura che collegherà Vicenza a Treviso attraverso 95 km di nuova viabilità ad alto scorrimento, che avvicinerà i 36 comuni attraversati al resto della rete nazionale ed internazionale. Una strada, ha recentemente dichiarato il ministro Salvini, che farà viaggiare tutti più velocemente, inquinando di meno in sicurezza. Attualmente l'opera ha raggiunto circa i 2/3 dell'investimento. Sono impegnate circa 2000 unità tra diretti e indiretti e, ad eccezione della Galleria Malo, la nuova strada sarà completata entro il 2020. Ecco, intanto vediamo il tracciato ancora, giustamente cerchiamo di avvicinarci un po' di più. Ringraziamento a lei. Sentiamo ancora Dogliani, Andrea. Per avere con concretezza saputo risolvere i problemi più delicati, permettendo la realizzazione di questa importante infrastruttura. Da parte nostra ci sia permesso di rimarcare di aver mantenuto gli impegni presi nei confronti della Regione Veneto, degli imprenditori e dei lavoratori veneti, realizzando un ottimo connubio di lavoro piemontese-veneto. Il nostro impegno continua e le garantiamo, signor Presidente, la massima professionalità e la massima attenzione volta a fornire una infrastruttura efficiente e moderna. Grazie e buona giornata a tutti. Ringraziamo il Presidente della concessionaria, Dottor Dogliani, e invitiamo a prendere la parola il Presidente della Regione del Veneto, Dottor Luca Zaia. Grazie Vicepresidente del Consiglio, grazie di cuore per essere qua. Grazie a tutti voi. Questa presenza del Vicepresidente del Consiglio e di tutti voi ci dà ancora più forza. Per fare le opere ci vuole forza, ci vuole determinazione e ci vuole anche un po' di passione, no? Quindi grazie anche ai Dogliani, alla SIS, insomma, per tutto quello che state facendo. Ovvio che vi controlliamo, questo è poco ma sicuro. Le contiamo le carriola, però io vedo l'opera. Dicevo prima il Vicepresidente del Consiglio Salvini, dicevo guarda, quando sono arrivato nel 2010 qui c'erano dei prati e mi permetto di dirvi solo un paio di considerazioni, però penso siano utili. Mi toglierò qualche piccolo sassolino delle scarpe, ho una cava di inerti nelle scarpe, però spero di interpretare anche il pensiero degli altri eroi del territorio, dei sindaci che saluto, che condividono con me le sfide. Questa è un'opera che entra nelle carte della Regione, nel piano dei trasporti nel 90. L'attuale progetto oggi in cantiere è del 2002, la gara del 2006, l'aggiudicazione del 2009 e inizia i lavori del 2011. Perché vi dico queste date? Perché ce n'è voluto di tempo per realizzare quest'opera. Ci sono state un sacco di discussioni. Vi faccio solo pensare e pongo la vostra attenzione sul fatto che si chiami Superstrada Pedemontana Veneta. Detta così sembra una roba normale, ma questa era l'autostrada Pedemontana Veneta. Voglio ricordare che magari gli stessi o i genitori degli stessi che protestano, ma sono pochi, non c'entrano nulla con i cittadini e con le nostre amministrazioni, sono esattamente quei signori che il 30 di marzo del 2001
nella conferenza di servizi, e quando allora il ministro era Mario Nerio Nesi, decisero di abbandonare la strada della superstrada pedemontana veneta. Pensate, un'opera che finanziava lo Stato, non chiedeva nulla a noi, si trovava un concessionario e la faceva con l'ottica della concessionaria autostradale. Un'autostrada che, nonostante, ve lo dico, io sono l'unico che ha votato a favore dell'autostrada, prendendomi gli insulti di mezzo mondo, aveva una piccola particolarità, che non si pagava. Aveva solo 3 barriere di 94 km e mezzo, quindi attraversando le barriere pagavi 2.000 lire e uscendo tra le barriere non pagavi nulla, aveva 17 caselli con ingresso e uscita libera. Si è scelto la superstrada a pagamento, si sapeva già che era a pagamento, si è scelto di intraprendere la via del project financing, si è scelto di dire ci vuole la superstrada perché ingombrerà di meno. La fascia di rispetto non sarà più di 60 metri ma di 40 metri, cioè pensate di farvi una casa a 40 metri da un asse come questo con 4 corsie e 2 di emergenza. Si è scelto di fare questo perché qualcuno ha detto che i raggi di curvatura rispettavano di più il territorio. Ok, ne prendiamo atto, oggi siamo qui. Caro Vicepresidente del Consiglio, questa infrastruttura vale 1,5 punti del PIL del Veneto. Oggi in questi cantieri, lo ricordo a tutti voi, abbiamo 1860 uomini, più di 1000 mezzi d'opera. È una fabbrica nel territorio. Qualcuno dice ma Zaia decide di inaugurare i soli 7 km. Guardate, oggi il significato di questa apertura è unico. Il fatto che ci sia il Vicepresidente del Consiglio ne dà anche una dimensione. Siamo davanti a un'apertura di un'opera che noi abbiamo ereditato, che era un cadavere eccellente, che non aveva futuro, un'opera che aveva gli espropriati e che cubavano circa 330 milioni di euro, che non avevano mai visto i soldi e li abbiamo tutti ristorati. Il 98% degli espropriati ha avuto ristoro degli espropri, e ringrazio gli espropriati perché è una ferita nelle proprietà private, comunque è un grande sacrificio. È un'opera che comunque noi oggi diciamo che si farà. Ringrazio il dottor Dogliani per le parole, no? Cioè dice alla fine noi finiremo quest'opera entro il 2020, è esattamente l'accordo che abbiamo sottoscritto. Noi figuriamo in un'opera di project financing come coloro che incasseranno i pedaggi. Questo è bene ricordarlo, è l'unica opera in Italia dove noi pagheremo un canone di disponibilità e quindi pagheremo per 39 anni 153 milioni di euro all'anno e incasseremo i pedaggi. Quindi un invito ai veneti a utilizzare questa infrastruttura, perché se non incassiamo poi non abbiamo la sfera della verità. Ve lo voglio dire, caro Vicepresidente, cioè quando tu progetti una strada c'è il tema degli studi del traffico. Tu devi capire quanto traffico ci sarà fra 10 anni, 15 anni, che è già difficile. Io ingenuamente pensavo che esistesse un ufficio a Roma, al Ministero degli Trasporti e delle Infrastrutture, che si occupano di un sacco di robe, pensavo ci fosse anche un ufficio che mette il bollino su uno studio del traffico ufficiale, che ti permette di parlare con i cittadini, che ti permette in un paese nel quale ci sono le concessioni autostradali di dire questo è lo studio del traffico ufficiale, magari che ti permette di dire alle autorità, alle istituzioni dello Stato che ti controllano questo è il traffico che mi è stato certificato. Bene, non esiste. Ancora oggi, nel dibattito tra concessionario e concedente, non esiste un'autorità che certifichi studi di traffico. Noi, interpolando diversi studi di traffico, abbiamo definito che dovrebbero esserci almeno 27.000 veicoli equivalenti al giorno in questa infrastruttura. Di certo non ci saranno qui in questi 7 km, lo dico sempre i soliti pessimisti che diranno non c'è traffico, sono 7 km, però considerate che entro fine anno avremo un altro lotto funzionale, avviandoci per il 2020 alla conclusione di tutte queste infrastrutture. Sono 94 km e mezzo, come avete sentito sono 36 comuni attraversati, ringrazio tutti i sindaci che peraltro è bene ricordare hanno votato all'unanimità l'infrastruttura. Guardate, se facessimo un referendum, sapete che sono un esperto in referendum, se facessimo un referendum sulla pedemontana coinvolgendo solo le amministrazioni, i territori comunali coinvolti, avremmo penso la quasi totalità dei cittadini che ci direbbero vai avanti, falla subito, anzi sarebbero anche arrabbiati perché glielo richiediamo un'altra volta. Sono 94 km e mezzo, ma è bene ricordare, cari Dogliani, che ce ne sono altri 68 di viabilità di adduzione, quindi non sono perché vedo qualcuno che fa i conti, no?
ma i conti bisogna saperli fare, non sono 94 km e mezzo, sono 94 più 68 e non siamo la banda Bassotti che è scappata, e qui mi tolgo un sasso, che è scappata con i soldi. Non si va dai cittadini, perché bisogna essere dei lazzaroni e andare dai cittadini a dire che l'infrastruttura costava 1,6 miliardi, 1,7 miliardi all'inizio e poi guarda caso è lievitato il costo a 2 miliardi 258 milioni. Non siamo la banda Bassotti. La lista della spesa c'è tutta, è visibile. Questa infrastruttura nasceva con un nastro d'asfalto sul piano campagna e oggi per il 65%, in virtù delle richieste delle amministrazioni, è una trincea. E quindi i costi sono lievitati perché i 68 km di viabilità di adduzione sono spesso risposte alle amministrazioni tutte rispetto a viabilità nuova che non era programmata e poi l'applicazione di leggi che di volta in volta sono comparse all'orizzonte delle quali ignoravamo l'esistenza perché non c'erano proprio. E non siamo neanche dei criminali che vanno a interrare e a nascondere i rifiuti nottetempo nei cantieri. Guardate, e ringrazio il vicepresidente che mi ha dato una mano in queste partite. Guardate, sapete qual è il rammarico? Non è quello di dire a qualcuno ti dice perché nasconde i rifiuti, ma io penso subito al cittadino magari che ha il figlio con il tasso di FA salti nel sangue, penso al malato magari grave che può immaginare di avere. Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare l'audio, in questo momento si è interrotto. Eccolo qua, Luca Zaia ancora. Il riferimento era a Sergio Costa, il ministro dell'ambiente, l'avete capito, per le polemiche degli ultimi giorni. 5 discariche abusive che abbiamo ereditato dalla storia del Veneto, ce n'è per tutti, non siamo solo noi veneti, ne abbiamo intercettate, caro vicepresidente, almeno una decina in questi 94 km e mezzo, e si ringrazi Dio che passa la Pedemontana dove trova bonifica. A Trissino, tanto per parlare, e saluto il sindaco di Trissino che è appena stato eletto. A Trissino abbiamo trovato una discarichetta da 550 tonnellate di rifiuti inerti, di pali di blocchi, di laterizi, masserizi in generale, hanno trovato anche qualche pezzo di eternit. Pur sotto le analisi ai dati che ti obbligano a fare uno smaltimento controllato, pur sotto, noi abbiamo deciso, anzi l'azienda ha deciso, di fare uno smaltimento controllato considerandolo eternit puro. Quindi hanno insaccato, cioè i big bags, no? I grandi sacchi bianchi, che sono stati dipinti come qualcosa di nascosto da portare in giro. E poi a Montecchio Maggiore, e saluto il sindaco anche di Montecchio, ne è eletto, eccolo qui anche lui, buongiorno. Anche lì 4.600 metri cubi di rifiuti, io ho detto ma quanti anni hanno questi rifiuti solidi urbani, cioè spazzatura, squarce, quanti anni hanno? Mi fanno avranno 60 anni, perché era una cava che fosse stata di prestito prima che si realizzasse la 4. Abbiamo intercettati, si è fatta la bonifica, si sono fatte le palificazioni, si corre in trincea, si fanno i muri, dietro quel muro c'è il resto della discarica. Si è voluto far credere che nottetempo qualcuno è andato a murarli, ci avrà messo almeno 6-7 mesi per quel manufatto. Allora, o la gente dorme o qualcuno è in malafede. Allora, io chiudo dicendo che noi non siamo ammalati di feticismo infrastrutturale. Non è che abbiamo l'ossessione di buttare calcestruzzo dappertutto, perché io non voglio essere dipinto come il devastatore, ma abbiamo un obbligo che è quello degli amministratori delegati. Abbiamo presentato un programma, e peraltro posso dirlo, praticamente tutte le forze politiche del Veneto hanno sempre detto che la Pedemontana va completata, dopo qualcuno vorrà mettere in relazione il cervello con la bocca, però quello è un altro discorso. Allora, abbiamo un'opera, la Pedemontana Veneta, che è l'opera, voglio ricordarvi, l'unica opera strategica nazionale, il più grande cantiere oggi in Italia, aperto in Italia, che pesa anche sul PIL nazionale, non su quello veneto, non solo su quello veneto,
che è gestione ordinaria, non abbiamo poteri commissariali, non abbiamo nulla, siamo in gestione ordinaria, cioè facciamo le cose come se fosse un lavoro pubblico, un'opera pubblica normale, ci siamo adeguati a ogni considerazione. Allora, io voglio dire, abbiamo preso in mano questa partita, abbiamo coinvolto le istituzioni dello Stato, abbiamo dialogato e ringrazio, veramente ringrazio di cuore positivamente, con la Corte dei Conti, con l'Avvocatura dello Stato, con l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con tutti quelli che comunque potevano darci una mano, tutte le istituzioni ovviamente che vedo qui tra il pubblico e ringrazio. Abbiamo cercato di dare una veste di totale legalità a quest'opera e per metterci la ciliegina sulla torta nominare come commissario dell'opera il vice avvocato generale dello Stato, l'avvocato Marco Corsini, che saluto. Io capisco che quando si fanno assemblee, se tu dici che c'è il vice avvocato numero 2 dell'Avvocatura dello Stato, fai fatica poi a tenere in piedi tutta la tesa di sputtanamenti che hai portato avanti. Però ditelo nelle assemblee, quando vi trovate nelle cabine telefoniche a parlare della Pedemontana. Ditelo. Ringrazio l'ingegner Vernizzi, che è stato commissario delegato dal 2009 a 31 dicembre 2016. Ringrazio l'unità di progetto, l'ingegner Pellegrini, con tutti i suoi uomini, donne. Al di là del suo aspetto, Mastino. E Dogliani ne sa qualcosa? Ogni tanto deve mostrarmi le ferite sulle gambe, ma se le disinfetti continuerà così. E fa bene Dogliani, di più deve controllarli. E poi ringrazio ovviamente l'avvocato Caramel, che vedo qua tra il pubblico, la dottoressa Bramezza, che inizia a occuparsi di questo, tutti i lavoratori, veramente di cuore, tutti i lavoratori della Regione e delle imprese che stanno lavorando, i 1860 lavoratori che abbiamo in questo momento. Questo è quello che ci tenevo a dirvi, quindi grazie per essere qua. Guardate, come si può dire, oggi la foresta che cresce, che non ha voce, è qui. Si dice che fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce. Purtroppo fanno più rumore quelli che fanno le polemiche, e adesso lo dico agli organi di stampa, magari ogni tanto cercate di capire che noi non è che facciamo le opere per far dispetti a qualcuno, le facciamo perché ci siamo presi un impegno con la comunità e queste sono opere condivise. Quest'opera andrà a servire il distretto industriale più importante, l'area industriale più importante e più urbanizzata del Veneto, è l'area del PIL. Le avete viste le aziende citate, le servirà tutte, metterà in sicurezza delle strade che fanno morti, direi settimanalmente, mette in sicurezza una strada che la Schiavonesca Marosticana, anzi la drenerà perché la renderà un boulevard cittadino, che è la strada più incidentosa d'Italia, ci permetterà collegamenti impensabili, il Treviso-Bassano che oggi vale un'ora e un quarto, un'ora e mezza, sarà una robetta da 20 minuti. Il Treviso-Montecchio, che significa uscire dopo le gallerie sulla 4 andando verso Milano, sarà una partita da 40-45 minuti. Questo è quello che vogliamo fare. Non possiamo mollare al fronte. Abbiamo avuto molte difficoltà, ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato, in primis il vicepresidente. Vi dico io perché è qui oggi, perché è l'unico del governo che si è interessato a fare roba. E così ho risposto a quelli che si facevano questa domanda. Perché la politica del vai avanti te, che a me viene da ridere, su un'opera della comunità che vale 2 miliardi 258 milioni di euro, non funziona in Veneto. È una vergogna. Con il vicepresidente abbiamo fatto anche un sorvolo dell'area. Andando a visitare Vaia, la partita della tempesta della montagna ai primi di novembre, poi abbiamo sorvolato tutto tracciato e sempre si è informato su questa partita. Non è una partita della politica, è una partita del popolo, della comunità. Mi tengo la cava nelle scarpe, tranquillo. Grazie a tutti, buongiorno. Ringraziamo per il prezioso contributo il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e invitiamo a prendere la parola il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno, Senatore Matteo Salvini. Grazie, è un'emozione perché questo
Questo è il miglior messaggio ai mercati internazionali, alle borse, ai signori dello spread, agli investitori. Questa è l'Italia. Io ho deciso oggi di essere qua perché questa è l'Italia su cui investire, l'Italia del sì, l'Italia del fare, l'Italia del coraggio. Troppi dubbi, troppi no, troppi forse, vediamo, valutiamo, e durante la valutazione di quelli che vivono di dubbi gli altri corrono, gli altri accelerano e noi cresciamo dello 0, Oggi questa opera ci dice che l'Italia non merita una crescita dello 0, se abbiamo coraggio noi torniamo a essere la prima potenza economica d'Europa. Non abbiamo niente, bisogna avere coraggio. Quando avrò qualche ora libera, Luca, tranquillo, vengo a fare avanti e indietro qua. Con la 500 pago, vengo, così almeno compartecipo alla sostenibilità finanziaria dell'opera. Però, a parte gli scherzi, sì, noi abbiamo festeggiato l'anno di governo ieri l'altro, però quanti dubbi, qua si parla di autostrade, ma pensiamo alla ferrovia, pensiamo alla Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, ma pensiamo alla nave dell'altro giorno, e uno va a leggere, ma anche lì c'erano tante ipotesi di lavoro, però, ma, forse, dipende. Oggi qua è presente l'Italia del sì. I ministri sono pagati per risolvere problemi, non per creare problemi. C'è un progetto per le grandi navi su Venezia che aveva la condivisione del comune, della regione, delle autorità portuali, delle compagnie di bandiera, delle crociere. Bene, buon Dio, si faccia. In Italia si deve sempre aspettare che succeda qualcosa, forse. Quindi io sono contento anche poi della serietà e della tenacia e della costanza dei concessionari dell'opera, perché al posto loro magari qualcun altro avrebbe detto: ci metto i soldi, ci metto la fatica, ci metto il coraggio, ci metto gli operai, ci metto gli avvocati, dopo un po' ti viene voglia di tirare in barca. No. Quindi io vi ringrazio perché testimoniate il fatto che gli imprenditori italiani sono anche più forti della burocrazia e della politica, e quindi vi ringrazio per aver tenuto duro. E poi so che ci sono tante strade, autostrade bloccate in Italia, c'è il cosiddetto sblocca cantieri. Io venendo qua stamattina ho avuto una raccomandata in cui il Presidente del Consiglio convocava una riunione sullo sblocca cantieri oggi pomeriggio. Io però ero qua dove il cantiere è stato sbloccato, quindi mi fermavo. No, anche lì noi abbiamo presentato una proposta, secondo me anche lì se ne parla da tempo, che qualcuno elaborò, qualche mente illuminata negli anni passati, il codice degli appalti per semplificare la vita teoricamente a chi lavorava. Risultato: disastro, tutto bloccato in attesa del pronunciamento del cuore immacolato di Maria, che però ha altro di cui occuparsi. Noi abbiamo presentato un emendamento molto semplice come Lega, si chiama sblocca cantieri, il decreto legge. Bene, allora per 2 anni si sospende il codice degli appalti che complicava la vita agli amministratori e agli imprenditori, e ci si rifà la normativa europea. Anche lì qualcuno, ma così si rischia di dare spazio all'illegalità. Amici miei, l'illegalità si infila laddove c'è complicazione, più burocrazia c'è, più i furbi fanno strada. Se tu semplifichi la vita agli amministratori e agli imprenditori è più difficile, poi certo ce ne sarà 1 su 1000 che prova a fregarti, però noi non possiamo impantanare un intero paese, bloccare un intero paese perché forse 1 su 1000 mi frega. Quando becco quello su 1000 che mi frega lo metto in galera e butto via la chiave. Però questo non può. Qualche settimana fa ho osato mettere in discussione la norma sull'abuso d'ufficio
che sta bloccando tutte le amministrazioni pubbliche in Italia, perché per non rischiare nessuno firma niente. Io non solo in Veneto, ma da nord a sud incontro sindaci, dirigenti, amministratori che hanno i soldi, hanno i progetti, però se non arrivano 18 pre-autorizzazioni io non firmo, perché chissà che cosa mi succede. E questo ci dice che è anche urgente una riforma della giustizia che ci riporti al pari degli altri paesi europei, perché senza regole certe... Vabbè, comunque torniamo ai caselli e a questi benedetti 7 chilometri. Poi figurati, io vivo in una città come Milano, quindi cemento. Io quando vado via coi bimbi per qualche giorno di vacanza e mi allontano dal cemento e dal traffico soffro, e quindi ho bisogno di tornare in città. Però la tutela dell'ambiente è fondamentale, però per tutelare l'ambiente c'è bisogno che la gente lavori, perché se la gente non lavora non ha dignità, non ha speranza, non ha futuro, non ha certezza, e tutto il resto viene dopo. Quindi noi questo stiamo cercando di costruire. Ci sono tanti imprenditori. Ovviamente siamo qua, abbiamo famiglia qua, abbiamo figli qua, abbiamo aziende qua. Quando parliamo di un sereno confronto con la Commissione europea significa da persone educate, responsabili, ragionevoli, però ottenere, ridiscutere delle norme che altrimenti ci portano, la prima notizia dei siti online adesso ovviamente sono anche colpe locali, perché in Regione Molise, pur per non chiudere alcuni reparti, alcuni ospedali, devono contattare i medici militari, perché mancano medici per errata programmazione regionale, per il blocco del turnover, il blocco delle assunzioni, il mutuo delle specializzazioni. Però se guardiamo indietro anche alla storia della Pedemontana, se noi avessimo dovuto rispettare tutti i vincoli, i limiti, le norme, i rapporti, i costi-benefici, probabilmente Leonardo da Vinci sarebbe stato bloccato dall'analisi costi-benefici e non avremmo avuto alcune opere, perché ai tempi probabilmente ci sarebbe stato un funzionario che di fronte al dottor Leonardo no, guardi, l'opera non sta in piedi perché pare che i costi superino i benefici. Però andiamo avanti, poi in democrazia è il popolo che decide, quindi come è giusto viaggiare più velocemente in macchina, trasportare uomini e merci, io sono convinto, e ci stiamo ragionando con l'Unione Europea, che sia altrettanto giusto viaggiare più velocemente trasportando uomini e merci fra il Piemonte, la Francia e l'Europa, concludendo la TAV che altrimenti rimane un'incompiuta sotto la montagna. È pronta, è finanziata, anche lì ci sono operai, ma non è un puntiglio politico, è un buon senso. E quindi questa è l'autostrada, la superstrada del buon senso. Quindi ringrazio chi ha tenuto duro in questi anni e abbiamo le spalle larghe. Quindi ripeto, se l'Europa e i mercati vogliono giudicare e valutare per quello che realmente è questo Paese, guardare anche l'elenco delle imprese che avete fatto vedere nel video, attraversate e servite da questi chilometri, non so quanti altri paesi europei possano vantare una simile eccellenza, con una tassazione assolutamente iperbolica, con una burocrazia, con una giustizia retroattiva. Quindi è per questo che poi io in settimana ovviamente torno a Roma, perché la riduzione abbondante del carico fiscale per le imprese e le famiglie non è un capriccio della Lega, o si fa e si vive o non si fa e si muore. Quindi o si tagliano le tasse a chi produce ricchezza in questo Paese, oppure il debito esplode. Noi andremo a dirlo ai commissari europei, su questo il Presidente del Consiglio ha totale mandato. Se la gente non lavora il debito cresce, se la gente lavora magari ti paga le tasse, riapre il negozio, il debito scende. Non occorre uno scienziato dell'economia per intuire che se negli ultimi anni, facendo il contrario, il debito è cresciuto di 650 miliardi, probabilmente bisogna fare l'esatto contrario rispetto alle politiche di taglio ai sindaci, anche i patti di stabilità interna, cioè i soldi ma non spenderli. Io sono contento
Ho forzato come tu Luca un po' da ministro dell'interno, sono arrivato al ministero e hanno iniziato a dirmi però ministro questo non si può, non si è mai fatto, non si è mai fatto, c'è sempre una prima volta nella vita. Sono orgoglioso ad esempio, al di là delle politiche sulla sicurezza, sull'antimafia, sull'immigrazione e sull'antiusura, di aver stanziato centinaia di milioni di euro per i piccoli comuni che hanno potuto spendere subito questi quattrini, cash, finanziare opere che erano già... Ma anche su quello hanno provato a fermarci, perché anche lì si sarebbe annidata la corruzione. Te capisci, su 40.000 euro del comune di 3.000 abitanti si annida la corruzione. E qualcuno ha provato a fermare anche quello. Io sono andato dritto, tanto ho detto ai miei tecnici: ministro, ma così lei rischia qualcosa? Rischio più, rischio meno, ho 9 processi, farò il 10° processo. Se uno ha paura cambi mestiere, perché è il momento del coraggio. Grazie, in bocca al lupo, e grazie agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, a tutti quelli che hanno reso possibile questa grande opera. Buon lavoro a tutti. Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno, senatore Matteo Salvini. Ed invitiamo ora tutti gli ospiti a dirigersi all'uscita per assistere alla cerimonia di benedizione. Studio, anche perché adesso la cosa si fa ancora più complicata, perché Angelo Cimarosti e Alessandro Costacurta al volo credo debbano salire sul pullman per solcare i primi chilometri di questa pedemontana veneta, di cui oggi viene inaugurato un primo tratto. Tra l'altro giustamente ora il direttore Bacialli cercava di capire insieme a noi se un passaggio sull'autonomia lo avesse fatto Salvini. No, da alcune dichiarazioni nelle scorse ore a colleghi di organi di stampa nazionale ha detto entro l'estate l'autonomia deve arrivare in Consiglio dei Ministri, quindi vuol dire entro il 21 giugno, insomma questo è importante, però non c'è stato riferimento se non al tante cose, tra cui la flat tax, lo sblocca cantieri di cui Conte vorrebbe parlare oggi pomeriggio, ma Salvini dice io sono qui dove i cantieri si sono sbloccati realmente. Da oggi, visto l'accostamento con Leonardo il Magnifico, con Lorenzo il Magnifico, cosa fai? Angelo? Ora basta, se no. Si sposti, perché se no cerco di spostare, no, non voglio entrare, voglio semplicemente che questo signore che è largo come 3 armadi ecco. non mi... non ti fanno entrare. L'accostamento con Leonardo chiaramente diventerà una pedemontana con un... Vai Angelo! Vai che ora ti vediamo, scusami. Ecco, qui è dove viene fatta l'inaugurazione con tanto di cuscino rosso, eccolo qua, quindi diciamo siamo in pole position per l'inaugurazione. Quindi c'è il taglio del nastro. Poi mi fermerebbero. Sì, taglio del nastro proprio qui davanti, come vedete, al casello. E ha detto Salvini che la solcherà più volte per garantire gli introiti dei pedaggi, quindi ogni tanto farà avanti e indietro. Eccoci qua, qui sta arrivando proprio adesso il Ministro con il Presidente. Ecco qua, Luca Zaia e Matteo Salvini. Sì, adesso sarebbe utile che chi fa servizio d'ordine sacrosanto non si mettesse però davanti, se no siamo rovinati con la diretta, ma vediamo assieme, tutto non si può avere, come si suol dire. Allora questo è il momento, tra pochi istanti, in cui si inaugurerà ufficialmente il primo tratto della pedemontana. Questa è l'Italia del sì, ha detto Matteo Salvini, l'Italia non merita la crescita dello 0, ma deve essere prima in Europa. Riuscite per favore a spostarvi gentilmente, potendo. Vabbè, ma sappiamo che si cerca sempre un po' di protagonismo. La benedizione. Piena linea, diciamo, dettata da Salvini.
Abbiamo delle difficoltà in questo momento, la ricezione, troppe persone accalcate, quindi e alla solidarietà fraterna secondo il disegno di Dio. Invochiamo a fianco a Salvini, vedete, quando è possibile, il ministro Fontana, quindi c'è un altro ministro veneto. È realizzato quest'opera. Niente, non prende lo zaino per la diretta, vediamo se riusciamo a spostarci, facciamolo sapere ad Angelo, vi prego, così proviamo a mandare un'immagine chiara. Dunque il ministro Fontana insieme anche al ministro Stefani e il vice premier Matteo Salvini oggi per l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana. Allora, vediamo un po' proprio il momento della benedizione. Ecco, adesso sembra ripartire, sentiamo almeno lo zaino, l'audio. Rimettiamo i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Vediamo, allora, aspettiamo qualche istante, niente, lì c'è una calca, quindi troppe interferenze anche per garantirvi in questo momento. Sposta di 5 metri a destra. Sposta esatto, un poco, Angelo, già basta un po' di solito per sistemare il segnale, ma quello era lo stesso punto in cui prima non prendeva il tuo telefonino, quindi evidentemente c'è qualche difficoltà poi anche nell'infrastruttura che si affianca a quell'altra che è la Pedemontana, l'infrastruttura dati che ci garantisce la trasmissione del segnale. Vediamo. Cristo, via, verità e vita. Il Signore vi guidi nei vostri viaggi. Niente, una via crucis, diciamo. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buona giornata. Non ho capito se per il bacio Salvini ha fatto in tempo a tirare fuori dalla tasca l'ultimo crocifisso mostrato tra l'altro ieri ai telespettatori, donato in uno degli ultimi incontri e comizi. Ecco il taglio del nastro con Luca Zaia e Matteo Salvini. Può essere che anche le interferenze degli uomini della sicurezza appunto per i sistemi di controllo sul territorio in questo momento, lì dove c'è il vicepresidente del Consiglio, portino a qualche interferenza, come dicevamo poco fa, per le tecnologie che garantiscono la messa in onda in diretta. Ed ecco il taglio del nastro, tutti dietro, dice Luca Zaia, Federico Canerlo, vedete in alto a sinistra, di spalle mi sembra, no, altri sindaci, è passata poco fa l'assessore regionale Elisa De Berti. Niente, non riusciamo purtroppo. Angelo, ti chiederò ancora qualche passo se riuscite a spostarvi, perché ora è pieno di telefonini. In basso sotto il nastro si stanno posizionando alcuni operai, sono 1800, l'avete sentito, al lavoro per la costruzione della Pedemontana Veneta, che sarà ultimata a fine 2020. In questo momento garantisce il più 1,5 del PIL del Veneto, inevitabilmente incide anche sul PIL nazionale. No, il segnale è ancora pessimo, Angelo, te lo dico, come con comunicazione di servizio. Eccola qua l'immagine di insieme, le forbici per il ministro Matteo Salvini, grazie al telefonino davanti alla telecamera. Ma è un'immagine anche questa, viene immortalato il momento. Gli operai al lavoro, le autorità, la politica, i cittadini, un Veneto intero che si stringe attorno a questo momento che comunque vogliate, dicevamo all'inizio, è storico, l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana Veneta. Adesso si sposteranno tutti e nell'arco di breve comunque sarà già possibile
passare, quindi attraversare questo primo tratto, dicevamo, della superstrada pedemontana. Come promesso siamo almeno con una mezz'ora, 40 minuti di ritardo sulla tabella di marcia, ma era prevedibile quando anche sul posto non solo il Vicepresidente del Consiglio ma tre ministri di fatto, il Ministro dell'Interno appunto, il Ministro degli Affari Regionali Erika Stefani e il Ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, quindi i rappresentanti del nostro territorio nella compagine di governo. Niente, adesso abbiamo delle difficoltà. Angelo, ti chiederei se riusciamo a ripristinare il segnale in modo da ricollegarci con te per capire un po' cosa succede, se adesso c'è questo viaggio, primo viaggio a bordo dell'autobus insieme alla stampa, oppure per impegni come anticipato dallo stesso Salvini ritornerà a Roma per discutere dello sblocca cantieri, ma i cantieri si sbloccano come stiamo vedendo da questa mattina dalle 10:30, ormai 2 ore, sempre in diretta per garantirvi a Reti Unificate su Antena 3 e Rete Veneta l'inaugurazione del primo tratto. Salvini ha tornato, lo vediamo da... Non lo vediamo, mi sembra di capire, eccolo qui, forse adesso vai al volo Andre, perfetto, grazie anche dagli operai. E niente, scegliamo i piedi, ma ci sta avvicinando Alessandro Costacurta, nell'unico momento in cui potremmo vedere qualcos'altro. Niente, appunto, siamo stati puniti. Allora, vediamo allora se riusciamo adesso a ripristinare. Intanto vi ricordo, è stato come sempre pungente Salvini in questo suo discorso, con molti riferimenti di fatto ai propri alleati di contratto, cioè i grillini oggi assenti, dopo aver contestato i conti della pedemontana con i rappresentanti sul territorio e sull'analisi costi-benefici, insomma non ha detto di più, ha fatto un paragone con Leonardo, il genio di Leonardo, se si fosse dovuto sottoporre all'analisi costi-benefici, forse molte sue invenzioni geniali oggi non sarebbero patrimonio dell'umanità. E poi anche della nave, quanto è successo ieri, seguito con la lunga diretta sempre a Reti Unificate in Antena 3 Rete Veneta con Nicola Zanetti, il direttore Bacialli, tanti nostri protagonisti, insieme a Filippo Fois, Andrea Basso che anche oggi è in regia, Fabrizio Bazzoni, Alberto Piovesan e Paola Barbato, per garantirvi quella lunghissima diretta a pochi istanti dai fatti che hanno sconvolto il mondo. Ebbene, di quello Salvini è tornato a parlare anche questa mattina. Ci sono ministri pagati per risolvere i problemi, non crearne, e il riferimento a Toninelli, che tra l'altro ieri abbiamo seguito in diretta, sentito in diretta in un intervento esclusivo. L'accusa è abbastanza chiara. Allora, facciamo così, il più è passato, vediamo ancora, eccolo qui, anche se sgranato, sta firmando autografi Salvini? No, in questo momento sì, siamo al pre-selfie, secondo me. Giuseppe Panna che si fanno i selfie, in prima linea, si fa il selfie col vice premier. Allora Angelo, facciamo così, chiudiamo questa diretta, diamo spazio adesso ai telegiornali, anche per ritornare a collegarci con te ovunque tu sarai, tanto so che mi senti. Magari proviamo ad allontanarci, se sarete a bordo dell'autobus oppure al fianco del vice premier Matteo Salvini, in modo da continuare a seguire, dare spazio adesso anche ai telegiornali per seguire quello che accade in questi istanti tra l'intersezione a Valdastico A31 fino a Breganze, con l'inaugurazione di questo primo tratto di circa 7 km, l'abbiamo detto, della pedemontana, e che abbiamo seguito per intero questa mattina in diretta, un territorio nel quale insistono
lungo l'asta, diciamo lungo la tratta della Pedemontana 120.000 imprese, il distretto dell'Inox, il distretto dello Sport System, aziende famose, celebri in tutto il mondo. È stato molto chiaro anche Luca Zaia, di fatto attualmente per esempio ne siamo una plastica rappresentazione anche noi. Collegare le redazioni tra Bassano e Treviso, Bassano e San Biagio, oltre un'ora e mezza adesso, diventerà una percorrenza di circa 20 minuti al massimo con la nuova Pedemontana, noi che siamo gli unici ormai con redazioni in tutte le province. Allora, niente da fare? Andre, chiudiamo, andiamo in pubblicità e poi telegiornale? Riusciamo? Pubblicità, allora pochi istanti, poi tutte le altre notizie e torneremo a collegarci con il luogo, l'asfalto della Pedemontana che oggi è inaugurato e tra poco sarà percorribile nel momento in cui appunto le autorità si allontaneranno e quel primo tratto sarà libero per le auto. A tra poco.